Ben ritrovati amici di Radio.0, ci dirigiamo direttamente nell'inverno in Friuli Venezia Giulia, sulle piste da sci, stagione al via nella nostra regione come da tradizione l'8 di dicembre con chiusura prevista il prossimo 21 marzo 2023, con l'eccezione di Sella Nevea che vedrà gli impianti aperti fino a Pasquetta il 10 aprile. Tutto pronto, come è stato illustrato anche da Promoturismo FVG nei 6 poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, quindi Forni di Sopra Sauris, Piancavallo, Ravascletto Zoncolan, Sappada Forniavoltri, Sella Nevea e Tarvisio. Per tutti i poli, grande novità, il prezzo dello ski pass rimarrà invariato. Prevendite pronte a partire proprio oggi, 22 novembre, proseguiranno fino al prossimo 4 dicembre. Potenziato anche il sistema di vendite online e mantenute anche le condizioni di favore per l'acquisto dello ski pass da parte dei residenti dei poli montani, la scontistica per famiglie e una serie di categorie di persone. Le piste del Friuli Venezia Giulia saranno quindi quelle dove sarà più conveniente sciare. Poi ci saranno anche tantissimi grandi eventi, ma noi andiamo subito a scoprire di più insieme all'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini in questo servizio. Ma innanzitutto il fatto che le piste del Friuli Venezia Giulia saranno tutte innevate, quindi il 100% della forza di Promoturismo per quanto riguarda l'innevamento verrà utilizzato. Ci sono dei poli che presentano degli importanti restyling di immagine, abbiamo iniziato questo percorso e poi insomma una novità che penso faccia piacere ai più, i prezzi degli ski pass giornalieri che verranno mantenuti invariati. Siamo l'unica regione dell'intero arco alpino che manterrà i prezzi invariati, quindi un plus per le politiche turistiche della nostra regione. Come è stato possibile questo? Ma è stato possibile grazie a una riorganizzazione dei costi interna, ci sono stati dei tagli in certi capitoli di spesa e poi la capacità che ha avuto Promoturismo, anche la fortuna diciamolo, di sottoscrivere dei contratti a copertura ancora prima dell'innalzamento significativo del costo dell'energia, quindi noi fino al 31/12 avremo dei costi normali dell'energia, questo ci consentirà di risparmiare diversi milioni di euro. Noi insomma, come Promoturismo abbiamo sempre garantito alla montagna significativi eventi. Quest'anno avremo EIOF, sarà un importantissimo evento che ci proietterà oltre confine, vedrà tantissimi giovani, tantissime famiglie, insomma toccherà diversi poli del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, insomma voglio anche ricordare nel 23 ci sarà la tappa Tarvisio e Lussari per quanto riguarda il Giro d'Italia, ma poi tutta un'altra serie di eventi significativi, la presenza della squadra nazionale femminile di sci alpinismo che sceglie, questo grazie alla qualità anche delle piste, la nostra regione per potersi preparare per le competizioni internazionali. Insomma un palinsesto assolutamente ricco, ma quello che a me preme sottolineare la qualità dei servizi offerti dai nostri impianti, dalle nostre piste, d'altissimo livello.